Allora siamo con Checco Compagno. Checco, a insindacabile giudizio mio e di Marco in telecronaca, il migliore di questa sera. Ci hai messo una pezza ovunque, comunque al di là delle tue giocate, un forte di marmi impeccabile che questa sera ha patinato sul velluto. Grazie, fa sempre piacere, comunque do sempre il mio contributo per la squadra, che è quello che alla fin fine stiamo cercando, che ogni componente della squadra metta del suo per poter arrivare il sabato e portare a casa il risultato, che è quello che ci interessa. Stiamo crescendo, non è una partita semplice, perché comunque venire a giocare a San Drigo non è mai semplice, e ce l'abbiamo fatta, siamo entrati col giusto atteggiamento, che è quello che conta, e poi grazie alla qualità, grazie al lavoro che svolgiamo durante la settimana, riusciamo a fare delle belle prestazioni che poi portano i 3 punti a casa, che è quello che alla fin fine conta davvero. Ascolta, adesso come sempre la domanda riguarda la prossima partita, importantissimo, ospiterete un Sarzana, sappiamo benissimo, voi al momento siete ancora imbattuti, squadra imbattibile, ma un Sarzana che è sempre da 1x2. Sì, in più giovedì abbiamo anche il turno di Champions, andiamo in Portogallo, sarà una trasferta lunga, ritorno adesso sarà importante fare il lavoro di scarico, recuperare, riposare, mangiare bene per poter riuscire in primis giovedì, che è la prossima partita, portare a casa un buon risultato, che è quello che ci serve, perché comunque puntiamo anche al percorso della Champions, e poi spuntare a casa il Sarzana, che come hai detto te è una squadra molto insidiosa, ha fatto degli acquisti secondo me ottimi, e insieme a quelli che hanno della casa penso che sia una squadra molto forte e competitivi, quindi servirà un'altra grande prestazione per portare il risultato a casa. Grazie, che in bocca al lupo.